Buongiorno a tutti. Oggi prima visita della casetta che abbiamo all'Oasi delle Api. È la prima visita dopo l'invernamento. Non le abbiamo ovviamente abbandonate durante l'inverno, ma non le abbiamo mai aperte. Abbiamo semplicemente controllato nelle giornate di sole la porticina di volo per vedere se c'era un'attività, in modo tale da capire se non ci fossero stati dei problemi. Non è che non bisogna mai guardare le api durante l'inverno, a volte è una necessità. Per esempio quando voi avete un alveare che in pieno sole con temperature superiori ai 10-12 gradi non dà segni di vita, a quel punto è logico che bisogna aprirlo per controllare. Non bisognerebbe aver paura delle scorte se ci si è preoccupati durante il periodo autunnale, soprattutto fino alla metà di ottobre, di colmare quelle che servono per garantire un inverno tranquillo. Ecco, la prima cosa da osservare ovviamente è la portina di volo. E noi stiamo vedendo qui che le api stanno uscendo avanti e indietro, alcune arrivano con polline e quindi direi che la famiglia in qualche modo c'è. Adesso andiamo a vedere l'interno. Bene. Adesso incominciamo ad aprire con movimenti molto lenti. Togliamo il coperchio, incominciamo con a togliere il coperchio di sopra. E già vediamo che c'è una buona popolazione di api. Avete notato questo nylon trasparente? Questo nylon trasparente è di estrema utilità durante l'inverno, perché permette di osservare le api senza disturbarle. Cioè voi avete sul vostro nylon e nel caso in cui voleste controllare la situazione, tirate sul coperchio, guardate, vedete che le api non fanno nessun movimento perché non sentono la differenza di temperatura con l'esterno. Oltretutto, se aveste necessità di mettere del candito, lo si può mettere sotto il nylon. Per quanto riguarda la visita, ovviamente la prima cosa da fare è col petto di fumo che va a modificare i feromoni dell'ape e fa sì che praticamente non siano più aggressive. Poi questi qui le rimettiamo poi dentro, dopo togliamo il bordino che abbiamo sempre messo per casomai fosse necessità di mettere qualcosa da mangiare, ma a quanto pare. La visita parte togliendo il diaframma, dove vediamo che c'è già qualche ape sopra. Passiamo al primo telaio con un buon peso, quindi una buona quantità di api anche sopra e soprattutto una buona quantità di scorte. Passiamo al secondo. Ecco qua, anche qui api, scorte in quantità, e nella parte qui vedete il polline. Questa parte. Allora, normalmente il polline sta nel favo a fianco al primo di covata, per cui noi dovremmo aspettarci di trovare della covata
su questo favo. E in effetti noi troviamo una bella covata. E cosa notiamo anche? Notiamo anche del miele fresco, quindi c'è ancora molto miele lasciato dall'autunno, del miele fresco, e quindi la famiglia direi che sta decisamente bene. Andiamo avanti, anche qui covata e miele dalla parte nella parte la regina? L'hai vista? Eccola qua, la regina, vagli vicino se ci riesci. Cosa si nota? Qui si nota che abbiamo un problema quasi di spazio, nel senso che telaini vuoti dove andare a mettere covata non ce ne sono, per cui avremo bisogno di allargarla, cosa che a questa stagione non è consueto. Anche qui abbiamo covata e scorte di miele. Ovviamente qui l'alimentazione sarebbe addirittura controproducente, quindi non sarebbe da fare. Qui c'è un po' di covata, anzi un po', è tutto covato, covata fresca, covata fresca, l'ape col polline sulle zampette. Andiamo avanti, scorte di miele e anche covata anche qui, quindi siamo in una situazione su cui bisogna intervenire abbastanza in fretta. In che modo? Perché incomincia a mancare lo spazio, quindi qui c'è del polline e l'ultimo telaino ha del miele. Ora normalmente le visite le finiamo così, rimettiamo il diaframma da questa parte. Allora in questo caso chiaramente noi abbiamo la necessità che questa famiglia per il momento non ci dia problemi di formazione di celle reali e sciamatura, cosa che può avvenire se la regina non trova più spazio per covare. Siccome c'è tante scorte, noi in qualche modo dobbiamo fare in modo che si sfoghi un pochettino, e quindi dovremo mettere un telaino che non ce l'ho in questo momento perché non era previsto di trovarla in queste condizioni così buone, per cui a giorni verrò con un telaino costruito, vuoto, senza miele, che andrò a porre a fianco alla covata. Praticamente potrei metterlo o in questa posizione qui spostando i due telaini, o in questa posizione qui spostando i due telaini. Sempre all'inizio di stagione il telaino va messo tra l'ultimo favo di covata e il primo di polline, e possibilmente in una stagione come questa, che è ancora presto, siamo molto avanti come stagione, anche come api sono molto avanti, noi dovremo, sarebbe bene utilizzare un telaino già costruito e non un foglio cereo.
Il foglio cereo si può mettere più avanti quando inizia l'importazione, per esempio del tarassaco, quando le temperature sono più elevate, quando le api possono costruire velocemente, e lo si mette sempre tra il primo telaino, l'ultimo telaino di covata e il primo di polline, o da una parte o dall'altra. Più avanti è possibile invece tagliare la covata, però la covata va tagliata con il foglio cereo piazzato anche in mezzo solo quando abbiamo un gran numero di api e una buona importazione, perché altrimenti fa da barriera e in una famiglia piccola rischiate di trovarvi da una parte la regina che cova solo più da una parte e dall'altra c'è le reali. Ecco, io direi che la visita è stata alzami il telaino. Telaino, siamo in uno pieno di api. Il dettaglio non lo vedo. Fermami. Però che posso vedere anche la tua faccia, Paolo. La mia faccia è brutta, la mia faccia. Ecco, bravo. Così mi serve. Useremo questa foto. Faccio così. Va bene anche adesso. Grazie. Ok? Quindi adesso perché non c'è più nient'altro da fare, meglio di così non potevamo provare. Rimettiamo il cerchio. Chiudiamo su. Boh, alla prossima!